Signori e signore, camminatori stanchi e pigri di professione, ascoltate Peppe che vi lancia l'ultima incredibile innovazione. Basta faticare, basta decidere dove girare la scarpa e il tallone. È arrivato il progresso tecnologico direttamente sul marciapiede del rione. Si chiamano le scarpe pilota, calzature a guida completamente automatica. Imposti la destinazione sul telefono e la camminata diventa pratica. Tu non pensi a niente, le gambe vanno da sole senza nessun movimento. E Peppe si siede sulla solita panchina a godersi questo divertimento. Esce di casa il ragionier Bianchi, un tipo pantofolaio che odia la fatica. Mette le scarpe in posta sul navigatore, andiamo al bar dall'amica. Ma le scarpe prendono un'interferenza con l'app della maratona cittadina. E invece di fermarsi al bancone del caffè, partono a razzo la mattina. Il povero ragioniere corre a 30 all'ora, salta ostacoli, urla e fa il pazzone, mentre le scarpe lo portano dritto in testa alla corsa sotto il bandierone. Lui grida: fermate questo motore, io volevo solo un cornetto alla crema. Ma le scarpe vincono il primo premio e lui collassa sul podio del sistema. Le scarpe pilota, che passo accelerato, ti portano dove vogliono loro. L'autovelox le ha beccate sul sagrato. Chi va a destra, chi va manca, chi non si ferma più. Con le scarpe col pilota automatico cammini a testa in su. Niente più fatica, niente più direzione. Con le scarpe telecomandate cambia la canzone. Poi c'è il caso di Don Michele che voleva andare a fare la spesa al mercato. Imposta al reparto pescheria, ma il software si è completamente impallato. Le scarpe leggono un'insegna luminosa del centro commerciale vicino e lo portano dentro la vasca delle fontane ballando il fustino. Lui cammina sull'acqua come un santo tra la folla che grida al miracolo, mentre le calzature cercano la via d'uscita superando ogni ostacolo. Arriva la guardia e dice: circolare, non si può fare il bagno vestito. E Michele risponde: dillo alle mie stringhe, io sono solo un passeggero rapito. Le scarpe pilota, che passo accelerato, ti portano dove vogliono loro. L'autovelox le ha beccate sul sagrato. Chi va a destra, chi va manca, chi non si ferma più. Con le scarpe col pilota automatico cammini a testa in su. La città è diventata una pista da ballo di gambe impazzite. C'è il sindaco che corre all'indietro per colpa delle mappe fallite. I vigili urbani cercano di fare le multe per eccesso di velocità pedonale, ma le scarpe dei cittadini scartano i blocchi con un salto micidiale. La gente si scontra nei vicoli, fa inversione di marcia sul marciapiede. C'è chi voleva andare in chiesa e si ritrova allo stadio nella grande fede. È un via vai di tacchi elettronici, di suole impazzite e di motori. Mentre i piedi comandano il mondo, i cervelli sono rimasti fuori. Ma attenzione, sintonizzatevi tutti perché scatta il momento commerciale. Peppe vi fa l'annuncio finale, un'offerta che non ha nessun rivale. Telefonate ora, non perdete tempo, sbrigatevi a fare questo affare. Solo per oggi c'è lo sconto speciale che vi farà letteralmente sognare. Se acquistate un paio di scarpe pilota per viaggiare senza pensieri, riceverete a casa ben 2 paia complete uguali a quelle dei gran cavalieri. Un paio resta a voi per andare a
spasso senza muovere un dito. E il secondo paio lo regalate a chi volete, a un amico, a un parente gradito. Magari ai nipotini, così corrono da soli, vi lasciano riposare sul divano. Le scarpe pilota, che passo accelerato, ti portano dove vogliono loro. L'autovelox li ha beccate sul sagrato. Chi va a destra, chi va manca, chi non si ferma più. Con le scarpe e col pilota automatico cammini a testa in su. Niente più fatica, niente più direzione. Con le scarpe telecomandate cambia la canzone. Insomma, cari amici miei, la televendita di Peppe è terminata. La morale di questa storia l'abbiamo quasi pestata. Bello andare veloci, bello farsi portare senza faticare, ma la gioia di camminare piano, fermarsi e guardare non si può comprare. Usate le gambe vostre, fate un passo alla volta sul sentiero, che dove vi portano i piedi vostri, là c'è il cammino vero. Allora, avete chiamato il numero in sovrimpressione? 2 paia al prezzo di 1. Io le regalo a mia moglie, così la imposto su direzione e soggiorno a Parigi. E per un mese sto tranquillo, spegni, prima che mi sente